4 concerti dal 5 al 26 settembre per il festival. In principio la rassegna di musica sacra, giunta alla 9ª edizione organizzata dalla Diocesi e dall'Orchestra di Padova e del Veneto e che quest'anno si intitola Passio per ricordare la passione di Cristo. Il tema, come sappiamo, è questa espressione latina, passio, assolutamente comprensibili da tutti, e si riferisce, come è ovvio, alla passione di Cristo. Ecco, questo riferimento è un riferimento obbligato per il cristianesimo, in riferimento appunto all'evento nel quale, mi riferisco alla croce di Gesù Cristo, il mondo, per chi crede, è stato redento dalla stessa croce del Signore. E credo che questo che ha ispirato l'arte di tutti i secoli, questo evento, siamo esattamente sotto la grande crocifissione di Giusto de Menabuoi, è un riferimento a una dimensione dell'uomo imprescindibile, innegabile. Opere di musica classica che varia dal barocco alla contemporaneità. Una caratteristica che ha contraddistinto la programmazione di questi anni della rassegna di musica sacra in principio è quella di mettere in collegamento la musica del passato, la musica classica, con la musica d'oggi, diciamo, dei nostri tempi, del nostro tempo, e questo aspetto prevede due novità. Una è che è l'unico festival in cui un'orchestra sinfonica si mette al servizio della produzione del repertorio di musica sacra e l'altra appunto è quella di trovare sempre una cifra distintiva che esplori il repertorio della musica sacra, diciamo, dal classicismo fino ad oggi. 4 appuntamenti in 4 suggestive chiese della città per raccontare in musica la passione di Cristo. Questo titolo che abbiamo dato vuole proprio ricordare il senso della sofferenza dell'umanità, queste guerre tremende che sono in corso, e la musica può essere un modo anche di elevare lo spirito e richiamarci, come ha detto una volta Papa Benedetto XVI, che di musica se ne intendeva, che attraverso la musica si riscopre il valore assoluto del bello e del buono.